Potremmo definirlo il giallo della fotocopia mancante, l'esclusione delle liste di municipalità della civica Tutta la città insieme. Queste le motivazioni dell'esclusione chiarite dal TAR. Le nostre delegate si sono presentate con i fascicoli sono stati esaminati e una volta terminato l'esame dei fascicoli e implementati con quello che mancava, non è stato praticamente notificato alle delegate quello che era il problema che poi è stato oggetto dell'esclusione, e cioè la mancanza delle fotocopie del programma che era inserito nel fascicolo delle liste comunali. Quindi lista comunale a posto, lista municipalità non a posto perché mancavano le fotocopie. L'esame dei fascicoli di municipalità presentati da una lista che ha come esponenti quelli che hanno rappresentato in città un'opposizione costante all'attuale sindaco fa largo al pensiero, come lascia intendere il candidato sindaco di Tutta la città insieme, ad un giallo dalle tinte fucsia. Si valuta se ricorrere al Consiglio di Stato, ma intanto gli sforzi si concentrano sulla lista comunale, correndo in alternativa a Brugnaro e Baretta, e le 80 persone mobilitate per le 6 liste di municipalità saranno impegnate per dar vita ad una formula di rappresentanza territoriale e partecipativa. Abbiamo intenzione di creare questi centri, o meglio comitati di partecipazione popolare, per cui in questi 20 giorni ci saranno questi candidati di municipalità che si attiveranno per relazionarsi con la popolazione, con i cittadini e per relazionarsi con i presidenti candidati per avere poi una rappresentanza effettiva nei consigli che si andranno a nominare e a eleggere. Tanti i candidati rappresentanti del territorio che vengono esclusi, tra loro anche molti giovani. C'è bisogno di far sentire la voce dei cittadini, quando invece per ora le opposizioni sono state, blande, per non dire inesistenti, quindi era importante far sentire la voce un po' fuori dal coro. Vediamo cosa succederà.